corruzione delle mafie è un elemento assolutamente fuorviante. Se le mafie stanno risalendo il paese è non perché trovano rispondenza nella cultura diffusa. Io non mi permetterò mai di dire, se un clan camorristico viene scoperto a Mestre, che in fondo tutto sommato la cultura civica si è dimostrata incapace. La cultura civica di per sé non è sufficiente a fermare. Le mafie hanno una via economica, hanno una convenienza economica e sono a loro volta una convenienza economica. È nei circuiti economici che bisogna andare a studiare il radicamento delle mafie. Per cui, ammesso che nella storia il circuito mafioso nel sud si è formato per mentalità, state sicuri che al nord si formerà per convenienza economica. E laddove troverà dei sistemi clientelari e dei sistemi illegali non criminali, prima o poi si impossesserà di quei circuiti criminali e illegali. Questa è la storia. La storia dei rifiuti, secondo me, lo dimostra pienamente. Grazie a Isaia Sales. Mi sembra che le questioni sul piatto siano parecchie e diversificate. Non so se c'è qualche intervento, qualcuno vuole o domande o riflessioni, è il momento, diciamo così, che abbiamo ancora a disposizione un po' di tempo, per cui potremmo cercare di allargare il tavolo. Carlo. Allora, al di là di ringraziare Gianni Belloni perché ha rivolto l'invito a questa serata, che ringrazio. Sì, Carlo, non Guglielmo, eccetera. Prima di tutto, dopo aver sentito tutta questa serie di interessantissime considerazioni e anche dei dati, mi premeva fare una piccola considerazione. Io sono direttore dell'ARPA, dal famoso referendum del 93, dopo le regioni fecero crearono le varie ARPA, c'era la separazione, qualcuno di voi si ricorda, nacquero queste agenzie che sono 21, non sono 20 perché è nato la Generia. Un dato importante, io sono qui da 2 anni, mi occupo di ambiente dall'88, però un'occasione e un dato rassicurante, almeno per noi in Veneto, ci tenevo a darlo. Quando si va a Roma nell'assemblea delle ARPA nazionali, l'ARPA Veneto, non perché ci sia io, ma perché ci sono attualmente 1083 persone che a vario titolo ogni mattina si alzano e fanno una serie di attività programmate per monitorare l'acqua, l'aria, i rifiuti e quant'altro, che a detta degli operatori nazionali sono sul podio. L'ARPA Veneto dovrebbe essere una delle 3 ARPA più efficaci e efficienti d'Italia, quindi questo, i controlli dalla parte nostra ci sono. Per cui ci tenevo a dare, perché la situazione, il panorama esposto condivisibile assolutamente è veramente preoccupante. Se posso dare 2 o 3 flash, perché ho una passione, non è un lavoro mio di occuparmi dei rifiuti, l'idea dell'assessore Lettin perfetta, io però ricordo anche una cosa, che queste persone, l'illegalità, che io sono austro-napoletano, nato a Padova, non è solo campano, sono napoletano perché parla lombardo, parla veneto, parla emiliano, parla quant'altro, deriva anche da un'altra cosa, che queste persone, questa organizzazione studiano molto bene le leggi. Se noi ricordiamo il 1982, se faccio una domanda a chi si ricorda, non parlo ai più giovani, ma mi vengono in mente i mondiali di calcio, Rossi, Tardelli, Altobelli. Io mi ricordo di PR 915 dell'82, che è un'altra cosa, è la prima pietra, la prima legge importante che ha messo una serie di reti, ha messo una serie di paletti per poter andare a indirizzare quella che è la normativa ambientale. Poi ci sono stati ulteriori sviluppi, il decreto Ronchi, favoloso per tanti aspetti, migliorabile, è stato migliorato. Faccio un esempio per tanti: c'erano 3 impianti in Italia che trattavano un rifiuto tossico nocivo per metalli, le polveri da abbattimento fluido degli inceneritori, o meglio, ritornando in esattezza, delle acciaierie, ne abbiamo in Veneto, in Friuli, dappertutto eccetera. Quello era un materiale che andava in 3 impianti in Italia, una a Brescia, una a Pavia, una in provincia di Milano. Un materiale che andava, veniva inertizzato, veniva in discarica di ex 2B per tossici, era controllato tutto, era un ciclo chiuso. Chi, le forze dell'ordine, coloro che andavano a controllare questo materiale, potevano controllare all'ultimo grammo questo materiale. Con questo decreto non ottimo per tanti aspetti, hanno studiato un varco e sono riusciti a far sì che questo materiale, che prima aveva un'unica destinazione, la discarica per tossici 2B, all'epoca 2C,
si chiamava, oppure la 2B, la privatizzazione, poteva essere utilizzata in minima parte, l'1%, 2%, per andare a lavorare nelle fornaci, per essere utilizzato nel mescolo per fare laterizi e quant'altro. Chi furbamente interpretava la normativa in quel caso lì cosa ha fatto? È riuscito a entrare come burro e andando in fornaci, in Campania, in Puglia e quant'altro ha bypassato questi impianti e anziché andare ad addizionare all'1% al 2% qualcuno parla che ha addizionato mattoni al 70%, che poi erano stridi da costruzione, era impossibile metterli sul mercato per costruire un edificio o quant'altro, e andavano a uno scatto di produzione dove andavano in discariche di prima categoria, che erano delle cave un poco più, che non erano impermeabilizzate o quant'altro. Quindi questo per dirvi che ovviamente il tema principale, al di là dell'evoluzione della normativa, è sempre quello di cercare di perfezionarla al meglio, per dopo noi andiamo ovviamente a controllare e cerchiamo di inchiodare coloro i quali cercano di commettere dei reati o quant'altro. Però fondamentale è il percorso che deve andare a cercare di migliorare. Un ultimo flash, come ha detto giustamente i mercati adesso che imputano timore eccetera. Io sono preoccupatissimo per il settore dei Balcani, perché il mercato del transfrontaliero attualmente è un mercato che una persona, un ecomafioso, come volete chiamarlo voi, una persona che vive di legalità nel settore dei rifiuti, che si presenta bene, educato, con nozioni perfette nell'ambiente, sta studiando quello e sta operando nel fatto di portare questi materiali all'estero. Noi controlliamo cosa? Controlliamo l'analisi, controlliamo il tutto, controlliamo fino al confine, che si separa noi, carabinieri o quant'altro lo stesso. Da lì in poi non sappiamo. Anni fa mi ricordo che qua anche Marghera fu coinvolta, diciamo, perché ricordate la Caraibi e la Jolly Rosso, le famose navi riverine che vengono scoperte in libero 30 anni fa, quelle navi là 30 anni fa, delle persone che uno in maniera molto scorretta nei confronti con i popoli là dice i beduini si sono accorti allora 30 anni fa e ci hanno rimandato i rifiuti. Se ne sono accorti 30 anni fa, non avendo una normativa, hanno capito cosa gli stavano portando e ce l'hanno ricacciato indietro. La mia paura è che qualcuno dall'est possa fare il doppio business, che però un po' ci ricaccia indietro facendoci pagare alla collettività quei rifiuti che sono attuali là, e attualmente se escono il controllo è perfetto. Però c'era un film, non so se era Alberto Sordi o chi, che voleva sposarsi e gli avevano fatto guardare un album di foto eccetera, che doveva sposare una moglie bellissima. Il fatto di poter avere il catalogo degli impianti che sulla carta hanno un'autorizzazione perfetta, che sono biondi con gli occhi azzurri, e che poi all'estero con uno a vedere non sono così, però le nostre forze dell'ordine, coloro che collaborano con noi in quant'altro, noi ci fermiamo un confine. Questo è un altro tema caldissimo che deve occuparsi nelle strategie, nell'evoluzione politica, soprattutto sta dicendo l'Unione Europea. Noi parliamo di Europa, qui guardiamo il nostro giardino di casa nostra. Per cui al di là di ringraziare veramente gli organizzatori e di avvertirmi, chiedo una preghiera di avvertirmi i prossimi vostri interventi, che mi farà sicuramente piacere essere presente, vi assicuro che terremo qua fino alle 10:30 stasera, perché è una passione, non è un lavoro per me occuparmi dell'ambiente. Grazie ancora, le attività, gli spicchi, le considerazioni sono tantissime. Noi tutti però possiamo fare una cosa, che come la Coca-Cola anche a Natale ogni anno ci fa lo spot per ricordarci che la Coca-Cola esiste e non ce n'è bisogno, ogni occasione che c'è per parlare di ambiente è un momento d'oro, perché dobbiamo continuare a parlare di ambiente per tenere alta, altissima, ancora più alta l'attenzione su questo tema, perché le leggi ambientali dovranno essere costantemente migliorate. Grazie. Grazie al direttore dall'ARPA Veneto. Un altro sguardo e altri stimoli rispetto ad esempio alla questione dei mercati internazionali. Se c'è qualche altro intervento, so che qua ci sono operatori appassionati. Mi riferisco al servizio ambiente della provincia di Venezia. Io sono uno di quelli che si trova nei punti di cerniera, io ritengo un po' del sistema di controllo. Nel senso che noi anche autorizziamo, facciamo le famose autorizzazioni che cerchiamo di fare belle e perfette, purtroppo non sono sempre così, che in passato, se volete anche per cultura, venivano, ridigevano come dei belli pezzi di carta, e che oggi io credo abbiano bisogno anche di essere un po' riqualificate nel loro ruolo. Noi stessi crederci in più, perché sono strumenti di controllo preventivo che consentono poi ai colleghi appunto di ARPA e il NOE del Corpo Forestale, con i quali tra l'altro collaboriamo molto strettamente,
ma che devono essere, dicevo, anche riqualificate agli occhi dell'opinione pubblica, dell'imprenditore. Se da un lato è vero che la parola burocrazia fa pensare ai poteri forti, ai poteri dell'amministrazione, ai poteri interdittivi, qualcosa che ti soffoca, che in Italia qualche esempio purtroppo ce n'è, dall'altro anche devono essere lo specchio della regola, possibilmente semplice. Per questo pongo effettivamente l'auspicio di poter semplificare una cosa complessa come quella della normativa ambientale, ma ci deve essere la certezza della regola. Noi stiamo vivendo da qualche anno a questa parte l'assalto da parte legittimo sollecito da parte del mondo imprenditoriale di affondare nel burro di cui parlava il dottor Pepe poco fa, che è il burro delle materie prime secondarie, cioè il meccanismo per cui tutto ciò che è rifiuto che dovrebbe andare in discarica poi in realtà deve essere riciclato nei materiali che utilizziamo ogni giorno, le plastiche, i materiali edilizi, sotto le strade, nelle bottiglie di vetro che nella nostra acqua. Ecco, c'è un valore di mercato, un mercato legale che dietro ha una potenzialità illegale molto forte. Ci sono sistemi di clientela anche nel nostro territorio che per combattere la burocrazia, perché l'impresa è sempre bello, anche spingono e fanno pressioni forti in determinate direzioni. Bene, allora è arrivato il momento di dare forza al valore della regola. La regola, se è fatta bene, se è applicata, va difesa fino in fondo e va difesa anche le persone che cercano di metterla in pratica con, speriamo, buon senso. Quindi un invito anche a stare attenti al lavoro che fanno le pubbliche amministrazioni e un invito a sostenere quelle che lo fanno bene. Grazie, buonasera. Ecco, nel caso del settore ambiente della provincia di Venezia abbiamo un caso non solo di chi la fa bene ma anche innova procedure e capacità di regolativa, ad esempio con un'esperienza molto interessante che potremmo prendere in esame, che è quello di un tavolo interforze dei vari soggetti che si occupano di controlli ambientali per mettersi d'accordo su quelli che sono gli interventi e le priorità utili, per cui qui nella provincia di Venezia questa cosa funziona ed è anche di esempio, di modello in tutta Italia. Quindi l'aspetto della regolazione, che poi è uno dei fili conduttori che ha dei diversi contributi di questa rivista. Non so se ci sono altri interventi o considerazioni anche magari da parte del... Se non possiamo... Provo veramente un flash così per vabbè, quanto diceva l'assessore, poi quanto ha detto anche Isaia Sales mi faceva, cioè volevo solo richiamare un aspetto su cui che credo oggi sia molto importante, no? Quando si parla di fenomeni di illegalità, di criminalità, di mafie, soprattutto in aree non tradizionali. Di nuovo, no, l'abbiamo detto, è importante rendere più complesso, no? Più complessa la nostra missione, ma perché le cose sono anche cambiate, io credo anche alla luce di quanto diceva Isaia Sales, cioè il problema non è spesso quello della come dire, estensione dell'illecito, dell'illegale cioè non si ha un'estensione solo dei mercati illegali che si espandono e che quindi vanno a contaminare, per così dire, i mercati legali. Oggi la situazione è più complicata e io credo che il fenomeno dell'ecomafia lo mostri molto bene, non è l'unico, però lo fa vedere molto bene, e che c'è una compenetrazione tra lecito e illecito, in cui il vero problema, come dire, non è più la questione si spostano i confini, che questi confini diventano più opachi, si creano degli intrecci in cui diventa, per così dire, sempre più difficile distinguere l'impresa sana dall'impresa cattiva, ma
se vogliamo parlare di imprese, perché poi c'è il problema che riguarda gli amministratori, la politica e così via dicendo. Quindi è molto importante. Io naturalmente condivido la lettura che faceva prima Isaia Sales sui processi di diffusione anche nelle aree non tradizionali, no? Andiamo a guardare non tanto i vettori della diffusione, non sono quelli di tipo culturale, ma vanno intralciati, diceva Isaia Sales, nei circuiti economici. Io credo che questo sia importante, però mi pare che continui ad essere predominante una lettura di tipo diverso. L'idea è sempre quella della società sana che viene aggredita dall'esterno, come dimostra il caso dell'ecomafia, come dimostra anche quanto ci diceva prima l'assessore. Bisogna cominciare a guardare la società, perché è nella società che si trovano dei fattori che la rendono più vulnerabile nelle società locali, oppure in alcuni casi delle condizioni che funzionano da fattori di attrazione per le nostre, no? Come ha ripetuto più volte Isaia Sales, i camorristi sono stati chiamati e noi adesso stiamo lavorando un gruppo di ricerca sulla diffusione delle mafie appunto nel nord, e la cosa che troviamo è derivo al servizio ambiente della provincia di Venezia. Io sono uno di quelli che si trova nei punti di cerniera, io ritengo un po' del sistema di controllo, nel senso che noi anche autorizziamo, facciamo le famose autorizzazioni che cerchiamo di fare belle e perfette, purtroppo non sono sempre così, che in passato, se volete anche per cultura, venivano dicevano come dei belli pezzi di carta, e che oggi io credo abbiano bisogno anche di essere un po' riqualificate nel loro ruolo. Noi stessi crederci in più, perché sono strumenti di controllo preventivo che consentono poi ai colleghi appunto di ARPA e Innova e del Corpo Forestale, con i quali tra l'altro collaboriamo molto strettamente, ma che devono essere, dicevo, anche riqualificate agli occhi dell'opinione pubblica e dell'imprenditore, perché se da un lato è vero che la parola burocrazia fa pensare ai poteri forti, ai poteri dell'amministrazione, ai poteri interdittivi, qualcosa che ti soffoca, e in Italia qualche esempio purtroppo ce n'è, dall'altro anche devono essere lo specchio della regola, possibilmente semplice. Per questo pongo effettivamente l'auspicio di poter semplificare una cosa complessa come quella della normativa ambientale, ma ci deve essere la certezza della regola. Noi stiamo vivendo da qualche anno a questa parte l'assalto da parte legittimo, se volete, da parte del mondo imprenditoriale di affondare nel burro di cui parlava il dottor Pepe poco fa, che è il burro delle materie prime secondarie, cioè il meccanismo per cui tutto ciò che è rifiuto che dovrebbe andare in discarica poi in realtà deve essere riciclato nei materiali che utilizziamo ogni giorno, le plastiche, i materiali edilizi, sotto le strade, nelle bottiglie di vetro che nella nostra acqua. Ecco, c'è un valore di mercato, un mercato legale che dietro ha una potenzialità illegale molto forte. Ci sono sistemi di clientele anche nel nostro territorio che per combattere la burocrazia, perché l'impresa è sempre bello, anche spingono e fanno pressioni forti in determinate direzioni. Bene, allora è arrivato il momento di dare forza al valore della regola. La regola, se è fatta bene, se è applicata, va difesa fino in fondo e va difesa anche le persone che cercano di mettere in pratica con, speriamo, buon senso. Quindi un invito anche a stare attenti al lavoro che fanno le pubbliche amministrazioni e un invito a sostenere quelle che lo fanno bene. Grazie, buonasera. Ecco, nel caso del settore ambiente nella provincia di Venezia abbiamo un caso non solo di chi la fa bene ma anche innova procedure e capacità di regolativa, ad esempio con un'esperienza molto interessante che potremmo prendere in esame, che è quello di un tavolo interforze dei vari soggetti che si occupano di controlli ambientali per mettersi d'accordo su quelli che sono gli interventi e le priorità utili, per cui qui nella provincia di Venezia questa cosa funziona ed è anche di esempio, di modello
in tutta Italia. Quindi l'aspetto della regolazione, che poi è uno dei fili conduttori che ha dei diversi contributi di questa rivista. Non so se ci sono altri interventi o considerazioni anche magari da parte del... Se non possiamo... Provo un momento di un flash così per... Vabbè, cosa diceva l'assessore, poi cosa ha detto anche Isaia Sales, mi faceva, cioè volevo solo richiamare un aspetto su cui che credo oggi sia molto importante, no? Quando si parla di fenomeni di illegalità, di criminalità, di mafie, soprattutto in aree non tradizionali. Di nuovo, no, l'abbiamo detto, è importante rendere più complesso, no? Più complessa la nostra missione, ma perché le cose sono anche cambiate, io credo anche alla luce di quanto diceva Isaia Sales, cioè il problema non è spesso quello della come dire, estensione dell'illecito, dell'illegale cioè non siamo un'estensione solo dei mercati illegali che si espandono e che quindi vanno a contaminare, per così dire, i mercati legali. Oggi la situazione è più complicata e io credo che il fenomeno dell'ecomafia lo mostri molto bene, non è l'unico, però lo fa vedere molto bene, e che c'è una compenetrazione tra lecito e illecito, in cui il vero problema, come dire, non è più la questione si spostano i confini, che questi confini diventano più opachi, si creano degli intrecci in cui diventa, per dire, sempre più difficile distinguere l'impresa sana dall'impresa cattiva. Ma se vogliamo parlare di imprese, e poi c'è il problema che riguarda gli amministratori, la politica e così via dicendo. Quindi è molto importante. Io naturalmente condivido la lettura che faceva prima Isaia Sales sui processi di diffusione anche nelle aree non tradizionali, no? Andiamo a guardare non tanto i vettori della diffusione, non sono quelli di tipo culturale, ma vanno intralciati, diceva Isaia Sales, nei circuiti economici. Io credo che questo sia importante, però mi pare che continui ad essere predominante una lettura di tipo diverso. L'idea è sempre quella della società sana che viene aggredita dall'esterno, come dimostra il caso dell'ecomafia, come dimostra anche quanto ci diceva prima l'assessore. Bisogna cominciare a guardare la società, perché è nella società che si trovano dei fattori che la rendono più vulnerabile nelle società locali, oppure in alcuni casi delle condizioni che funzionano da fattori di attrazione per le nostre, no? Come ha ripetuto più volte Isaia Sales, i camorristi sono stati chiamati e noi adesso stiamo lavorando un gruppo di ricerca sulla diffusione delle mafie appunto nel nord, e la cosa che troviamo è